A tutti voi amici di Claudio un grazie sincero per le parole che leggiamo in questo momento. Siamo stati sopraffatti dal dolore e solo tardi ci siamo collegati sui social e siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Claudio ha raggiunto la vita di molti, ma non pensavamo le avesse toccate così profondamente. Un grazie a tutti davvero di cuore da parte della famiglia. Ciao papà. Le parole dei figli Edoardo, Gregorio e Virginia scritte sul profilo Facebook di Claudio Sinigaglia, un dolore grande per la famiglia dell'ex consigliere regionale che si è spento a 62 anni dopo l'aggravarsi della malattia. Mentre si susseguono i messaggi di cordoglio da parte della politica locale e di esponenti del mondo del volontariato, è stata fissata la data dei funerali, due momenti cruciali che si svolgeranno venerdì mattina a Padova, la sua città. Alle 9 il saluto e l'alzabara nel cortile di Palazzo Moroni, la sede del comune che per anni lo ha visto nelle vesti di assessore alla casa e allo sport e poi di vice sindaco. Poi alle 10:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta nel quartiere Chiesa Nuova la funzione religiosa. Per rispetto delle normative anti-Covid in chiesa ci saranno solo 170 posti. All'esterno il parroco ha previsto il posizionamento di altri posti a sedere e un maxi schermo per seguire i funerali, che saranno trasmessi anche in streaming sul canale YouTube della parrocchia per consentire a più persone di poter seguire la cerimonia. Claudio Sinigaglia era stimato e ben voluto in città, dove per anni aveva fatto il professore all'Istituto Barbarigo e a Leonardo da Vinci. In memoria dell'ex consigliere regionale, la famiglia ha fatto sapere che chi volesse fare delle donazioni può contribuire con delle offerte alla parrocchia di Chiesa Nuova, il quartiere dove Sinigaglia era nato e cresciuto e dove si era speso a lungo come volontario. Tra gli amici politici che oggi lo hanno ricordato commossi anche l'ex senatore PD Giorgio Santini, con cui Sinigaglia aveva condiviso tante battaglie legate alla sanità e alle politiche abitative. Dovremmo essere tutti quanti bravi, chi è ancora impegnato a valorizzare questa sua eredità. Insomma, lui ci lascia troppo presto, ma ci lascia veramente con diciamo, delle regole precise che si impegna per gli altri deve rispettare. Insomma, la competenza innanzitutto, la passione, il rispetto per le opinioni di tutti, ma anche la determinazione, come dicevo, per andare avanti. Insomma. Claudio era molto gentile, molto rispettoso, però era anche, come dicevo prima, molto determinato. La famiglia deve essere orgogliosa di aver avuto una persona così, che purtroppo troppo presto se n'è andata, troppo presto.